lavoro in Veneto, a Massanzago un 55enne operaio edile di Trebaseleghe muore travolto da un carico crollato dopo la rottura del cavo d'acciaio che lo reggeva. Mancanza di personale e caos voli dopo i disagi delle ultime settimane all'aeroporto Marco Polo. Le parole del presidente di Save: sarà un'estate critica, ognuno dovrà fare dei sacrifici, anche i passeggeri. Marmolada, scattata la fase 2 delle operazioni di recupero, mentre un messaggio arriva dagli operatori turistici: stiamo ricevendo disdette, attenti alla mala comunicazione, è chiusa solo l'area del ghiacciaio. Dopo il caso di Vigonza, un'altra maxi dissi di fronte ad un bar padovano, è successo a Noventa Padovana, il video nelle mani dei carabinieri, l'ira del sindaco. La comunità di Scorzè è sconvolta per la morte del piccolo Davide Favarone, scomparso tragicamente a soli 6 anni a causa di una leucemia fulminante. La sfida della ventenne padovana che sul palco di Miss Venice Beach ha sfilato con gli abiti che indossava la sera in cui subì le molestie di un uomo. La decisione dopo che un'amica le aveva detto: se vai in giro così te la cerchi. Adunata a Triveneta degli Alpini, ieri la lunga diretta di Antenna 3 e quasi 1 milione di spettatori incollati alla TV. Ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est. La celebrazione per la beatificazione di Papa Albino Luciani si svolgerà a settimane in 3 tempi. Oggi la Santa Sede ha ufficializzato il programma. L'11 settembre la festa a Canale d'Agordo. Buonasera e ben ritrovati. Dunque, questi titoli in primo piano: la cronaca, incidente sul lavoro a Massanzago nell'Alta Padovana, a perdere la vita un operaio edile 55enne di Trebaseleghe. Un altro incidente sul lavoro, un'altra morte bianca. Dramma verso mezzogiorno in un cantiere edile in via della Pieve a Zeminiana di Massanzago nell'Alta Padovana. A perdere la vita Mirko Bottaccino, un operaio 55enne residente a Trebaseleghe ed impiegato in una ditta del Veneziano. Secondo una prima ricostruzione dello Spisal, l'uomo sarebbe stato travolto da del materiale edile legato alla gru del cantiere a causa della rottura improvvisa del cavo d'acciaio del mezzo. Sul posto intervenuti subito i sanitari del SUEM 118 con l'ausilio anche dell'elisoccorso, i carabinieri della locale stazione e il personale dello Spisal per vagliare attentamente la dinamica dell'incidente. L'azienda per cui lavorava il 55enne è di Noale e sta realizzando delle abitazioni a basso impatto ambientale nella frazione di Zeminiana, nella zona dei vivai. L'uomo ha perso la vita sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo da parte del SUEM 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sarà un'estate critica, ognuno dovrà fare qualche sacrificio, passeggeri compresi. Lo dice il presidente di Save nel commentare i disagi delle ultime settimane al Marco Polo. Non è un sistema che è, come è stato scritto qualche volta, al collasso, è un sistema che sta sotto pressione. Ci sono e ci saranno per tutta l'estate difficoltà. Il presidente di Save non parla di collasso, ma di una situazione che resterà critica tutta l'estate. Dopo i disagi delle ultime settimane all'aeroporto Marco Polo, con i passeggeri in coda per ore, scioperi di varie compagnie aeree, voli cancellati, Marchi fa il punto. È una situazione che io non ho mai visto in 22 anni di attività in aeroporto, e che è la conseguenza del Covid, della pandemia, di quello che si è creato in termini di stili di vita, di situazioni dovute a quello che stiamo vivendo sullo scacchiere internazionale. E dobbiamo abituarci ad avere un'estate più complicata di quella che eravamo abituati ad affrontare quando si andava a fare un viaggio aereo, sapendo che tutti coloro che lavorano nel mondo del trasporto aereo ce la stanno veramente, vi assicuro, mettendo tutta per dare il massimo. Alla base di questi disagi la mancanza di personale, spesso denunciata ultimamente dai sindacati, che arriva anche a toccare numeri sconcertanti. Mancano diverse decine di persone ed è una mancanza di personale aggravata anche dal fatto che ci sono una recrudescenza di malati per il Covid. Certi giorni in aeroporto mancano anche 100 persone, ci sono i singoli handler a cui mancano 20-30 persone. È da sottolineare che noi stiamo come Paese, non solo noi a Venezia, ma come Paese stiamo reagendo
bene a tutta questa situazione che è data in Europa, e questa volta ne stiamo uscendo meglio di altri paesi che tradizionalmente vantano un'efficienza maggiore della nostra. Nei giorni scorsi, ha aggiunto Marchi, un volo programmato da Venezia ad Amsterdam è partito vuoto con i passeggeri presenti a Tessera perché l'aeroporto della capitale olandese aveva avvertito che non sarebbe stato in grado di riceverli. Tra i consigli che il presidente dà, quello di viaggiare dove possibile con bagaglio a mano. Questo è un consiglio che non diamo solo noi, ma che ha dato il Ministro dei Trasporti pochi giorni fa e l'ENAC. È evidente che in una situazione come questa, quando soprattutto si affronta un viaggio nazionale, un viaggio di corto o medio raggio, magari è meglio eliminare qualche cosa, un vestito in più, e cercare di essere sicuri di arrivare con quello che serve. Ed ora torniamo a parlare della tragedia sulla Marmolada. È scattata la fase 2 delle operazioni recupero, mentre un messaggio preciso arriva dagli operatori della zona. Stiamo ricevendo disdette, attenti alla mala comunicazione. Purtroppo ieri mi ha chiamato un collega della zona proprio di Caprile Saviner, molto preoccupato perché gli hanno riferito che stanno arrivando disdette in zona Valpettorina, purtroppo, perché la gente pensa che sia tutto chiuso, perché la gente pensa che la funivia sia chiusa, invece non è vero. La tragedia della Marmolada è stato un trauma collettivo, ma attenzione a non creare danni al tessuto economico delle terre alte. Questo è il messaggio degli albergatori bellunesi, della Gordino in particolare. I sentieri nella zona veneta sono tutti aperti e percorribili. L'unica cosa che è chiusa è il ghiacciaio, dove c'è la situazione di potenziale pericolo. L'unica zona chiusa è il ghiacciaio, tutto il resto è tutto aperto. Il passo federale è aperto, i rifugi sono aperti, la funivia, ripeto, è aperta. Quindi si sta facendo un po' la solita, spesso mala comunicazione. La stagione va avanti non come nulla fosse accaduto, pretendiamo il rispetto di quelle 11 persone. Se la gente viene solo per vedere il luogo della tragedia, allora è meglio che se ne stia a casa. Contro il turismo del macabro si era schierato con forza lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia, tornato in queste ore sulla necessità di regole condivise e uniformi sui ghiacciai, ma con alcune premesse. Pensare di arrivare a regole ferree significa spostare la responsabilità in capo al pubblico, alle istituzioni, e toglierla ai singoli che sono liberi di decidere. Non so quale sia il giusto mix tra le indicazioni, anche perché poi immagino che se cominci a fare bollettini, se poi accade qualcosa, tutti diranno il bollettino diceva che non doveva accadere nulla. Il tema di mettere diciamo, tutta la montagna sotto delle regole diventa assolutamente impraticabile, impossibile. Poi guardate, siccome queste robe in Italia si trasformano in scartoffie, la via dell'autotutela finirà che ci porta bollini rossi dappertutto, così nessuno rischia di dover rispondere. Intanto, sulla zona della tragedia le ricerche procedono. Tutte le 11 vittime sono state identificate e riconosciute, ma ci sono ancora dei resti da recuperare. Terminata la fase 1 iniziamo la fase 2 di ricerche che si svolgerà con i droni e con ogni 3 giorni con i cani e del personale a terra, però questo ogni 3 giorni il personale a terra con i cani. Questa fase 2 durerà 10 giorni, passati 10 giorni si deciderà poi da farsi. Dopo il caso di Vigonza, un'altra maxi rissa di fronte ad un bar nel Padovano. È successo a Noventa Padovana sabato sera intorno alle 19. Il video che mostra quanto accaduto, con sedie usate come armi per picchiare, è arrivato in queste ore nelle mani del sindaco Marcello Bano, che ora lo sta facendo girare sui social. I carabinieri sono al lavoro per identificare i partecipanti e non c'è spazio a Noventa per questo tipo di persone, scrive su Facebook il sindaco. Per questo provvederemo immediatamente
immediatamente con dei provvedimenti di DASPO a colpire i responsabili di quanto accaduto. Uno dei motivi per cui abbiamo insistito e voluto che a Oltrebrenta apra la stazione di polizia locale è proprio questo: garantire la sicurezza di tutto il territorio. Come testimoniano i video, c'è stata una rissa violentissima che ha coinvolto più persone, tutte di origine nigeriana, e Chiariamolo subito dice: non c'entra nulla il razzismo, ma è inaccettabile pensare che si scatenino risse in mezzo alla strada. Ed ora nel Trevigiano, fiamme all'esterno di un ristorante in piazzetta San Parisio, l'ennesimo incendio nel giro di poche settimane. Le indagini si concentrano su un cinquantenne che venerdì scorso sarebbe stato allontanato proprio dal locale in questione. Un mese e mezzo fa circa, qui nel portone qui del nostro vicino, la stessa cosa, identica. Nuovo raid del piromane di San Parisio, e non è escluso si tratti dello stesso che il 25 maggio incendiò l'ingresso dell'abitazione di uno dei titolari dell'osteria Muscolis, Fabio Tambarotto. Alle 4 di questa mattina le fiamme si sono levate alte all'esterno del locale Chimeia, sul lato che si affaccia proprio sulla piazzetta. Ingenti i danni sia al plateatico, che era stato cosparso di benzina e quindi incendiato, che agli infissi. Danni anche all'interno, alle cucine, tanto che il ristorante sarà costretto ad alcuni giorni di chiusura. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme intaccassero l'abitazione accanto. Commercianti, residenti, gli stessi ambulanti che al mattino vendono frutta e verdura sono fortemente preoccupati. Mi fa male, tanto, perché sono persone, queste persone si vedono in giro, si sa anche chi è. Per fortuna il sindaco, tramite le telecamere, che hanno aperto le telecamere, sono riusciti anche a capire chi sono queste persone, e purtroppo bisogna fermarle, non si può fare altro. Si ha anche paura, no? Ma tantissimo, ma tanto. Adesso stiamo analizzando con la polizia locale e con la questura le immagini della videosorveglianza per risalire al responsabile. Spero che una volta per tutti venga fatta giustizia, nel senso che se confermati quelli che sono i sospetti, questa persona venga fermata, perché insomma, gli episodi e le denunce ormai cominciano ad essere davvero tante. La gente ha bisogno di avere fiducia nei confronti della giustizia, e la fiducia la si ottiene anche fermando questo tipo di episodi. Il sindaco si è recato sul posto di persona. Le indagini della squadra mobile si concentrano su un cinquantenne trevigiano. È ora di mettere la parola fine a questi episodi. Se la persona che sembra essere sospettata è sempre la stessa, credo che un segnale forte da parte delle istituzioni ci voglia. Lutto a Scorzè per la morte improvvisa del piccolo Davide Favaron, scomparso tragicamente a soli 6 anni a causa di una leucemia fulminante. Ed è una cosa devastante, devastante. È una vera disgrazia, proprio una vera disgrazia, ma veramente. È lutto a Scorzè per la morte improvvisa del piccolo Davide Favaron, scomparso a soli 6 anni a causa di una leucemia fulminante, diagnosticatagli 10 giorni fa all'ospedale di Padova. A settembre sarebbe andato a scuola per la prima volta. Curioso e amante dei dinosauri, aveva già imparato un po' a leggere e a scrivere. Nessun sintomo particolare aveva condizionato la sua salute fino a qualche mese fa. Poi il piccolo aveva iniziato a soffrire di qualche febbre che andava e veniva. Appena il tempo di ricevere il risultato degli esami del sangue, e il bambino è stato ricoverato in ospedale a Padova. Dapprima i medici si sono mostrati fiduciosi, fornendo previsioni ottimistiche ai genitori, fino a quando la situazione è precipitata improvvisamente. Sicuramente è una famiglia che è nella disperazione. È una famiglia che adesso deve ripensare a ripartire, e non sarà facile per loro. Io mi sento di dire che l'amministrazione comunale può essere vicina per quanto può alla famiglia e alla loro ripartenza, al loro modo di ritrovarsi, perché dopo una tragedia del genere sarà difficile per tutti, soprattutto per i genitori. La sconvolgente scomparsa di Davide ha lasciato senza parole l'intera comunità di Scorzè, dove il bambino viveva con papà Fabio, mamma Francesca e il fratellino Nicolò, una famiglia conosciuta in paese e ben inserita all'interno della comunità, attivi nel gruppo famiglia della parrocchia e nella preparazione della sagra del paese. I funerali si terranno alla chiesa arcipretale di Scorzè questo mercoledì 13 luglio alle ore 10.
Ed ora parliamo della sfida della ventenne padovana che sul palco di Miss Venice Beach ha sfilato con gli abiti che indossava la sera in cui subì le molestie di un uomo. La decisione dopo che un'amica le aveva detto: se vai in giro così te la cerchi. Una giacca militare, una maglietta nera a maniche lunghe e dei pantaloni neri larghi fino alla caviglia e delle scarpe normalissime sportive. Infatti un abbigliamento normale purtroppo ha scatenato lo stesso un'aggressione. 3 anni fa Martina, all'epoca 17enne, era vestita così quando uno sconosciuto l'ha avvicinata, l'ha molestata cercando di violentarla mentre stava andando al compleanno di un amico. Un episodio che ha segnato la vita di questa ragazza padovana che ha deciso di raccontarlo durante l'evento Miss Venice Beach a Jesolo, sfilando con gli stessi abiti che indossava la notte della tentata violenza. La decisione di ricordare quanto è accaduto è arrivata quando una settimana fa un'amica le ha detto: se vai in giro vestita in questo modo te la cerchi. Martina indossava un vestito blu al ginocchio, ma non ci si deve sentire in colpa per l'abbigliamento, certe cose non devono succedere a prescindere da quello che si indossa, ha detto la ragazza dal palco dell'evento. Il mio messaggio era assolutamente: non importa come una persona è vestita, perché nella mente dell'aggressore potrebbe comunque scattare lo stimolo di molestare, appunto, di una molestia. E Martina, la sera che è stata molestata, così come l'altra sera in passerella, vestiva con una giacca, maglie e pantaloni. L'abbigliamento non c'entra, ribadisce la studentessa. Una donna deve sentirsi libera di indossare ciò che vuole, senza temere di essere violentata. Purtroppo esiste ancora un pregiudizio sull'abbigliamento che porta spesso le donne vittime di violenza a sentirsi in colpa. Devo ammettere che se fossi vestita con un vestito avrei avuto un po' di senso di colpa, anche se sinceramente non avrei dovuto, ed è una cosa che non dovrebbe accadere. Ognuno dovrebbe vestirsi come gli piace senza aver paura di un'aggressione. Il racconto di Martina è stato applaudito a lungo e la sua storia ha raccolto la solidarietà delle altre ragazze. Mi hanno detto appunto che era un fatto molto importante da raccontare, che avevo avuto coraggio e che probabilmente molte di loro forse non avrebbero reagito. Hai avuto tanti applausi anche. Sì, devo dire, non me l'aspettavo assolutamente, ho cercato di essere più seria possibile perché volevo che il messaggio non perdesse valore e rimanesse impresso. Ed ora una notizia di cronaca dalla provincia di Rovigo. È stato rintracciato nel pomeriggio e arrestato dai carabinieri di Villafranca di Verona il presunto responsabile dell'omicidio avvenuto nelle prime ore di ieri a Lendinara, in provincia di Rovigo, dove un immigrato marocchino è morto dissanguato dopo aver subito una coltellata che ha reciso l'arteria femorale. In manetta è finito un connazionale della vittima, si tratta di Mohamed Ben Soltana, 31 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. Ed ora invece parliamo del caso dei manager delle ULSS andati in pensione, che continua a far discutere. Oggi la CUB annuncia che è pronta ad inviare il suo esposto anche alla Corte dei Conti. Un lungo, profondo silenzio. La sanità veneta oggi è chiamata a dare molte risposte, dalla carenza di dottori di famiglia alle liste d'attesa, dalla mancanza di medici durante il giorno sulle ambulanze dell'ospedale Cazzavillan, fino all'esposto presentato alla Guardia di Finanza di Venezia e alle procure della Repubblica del Veneto, in cui la CUB, Confederazione Unitaria di Base, chiede se sia vero oppure no che ci siano stati alcuni dirigenti e funzionari della sanità veneta in quiescenza che avrebbero percepito contemporaneamente la pensione e lo stipendio, e se vi sia stata oppure no violazione della legge Madia. Nel frattempo 4 direttori generali regolarmente nominati mentre erano in servizio e poi andati in quiescenza si sarebbero autosospesi dalla percezione dello stipendio. Da allora sono passati i giorni, le settimane e ancora dalla Regione Veneto politicamente non c'è stato altro se non appunto un lungo silenzio. Sui dirigenti è calato il silenzio, noi ovviamente non lo lasceremo correre molto questo silenzio qui, per noi la posizione espressa dalla funzione pubblica, dalla legge Madia e delle relative circolari, ma anche dallo stesso parere della consulta del 2020,
La questione per noi è chiara, quindi noi adesso attendiamo un attimo, dopodiché aggiorneremo e manderemo anche il nostro esposto direttamente alla Corte dei Conti. La segretaria della CUB, Maria Teresa Turetta, assicura che terrà viva la questione inviando l'esposto aggiornato alla Corte dei Conti e rilancia il problema della carenza di medici e infermieri. Siamo anche consapevoli che la sanità abbia bisogno di infermieri, medici e che la funzione proprio del direttore generale è una ciliegina sulla torta che forse va anche un po' rivista. Adunata Triveneta degli Alpini, ieri la lunga diretta di Antenna 3, quasi 1 milione di spettatori incollati alla TV, ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est che ha raccontato l'evento più atteso, lo sfilamento delle penne nere. Sezione di Treviso. Un altro successo, un altro record, un altro segno del vostro affetto per gli alpini e della presenza costante delle nostre telecamere in diretta nell'Asiago vestita a festa. Ancora una volta Media Nord-Est e Antenna 3 fanno il pieno di ascolti nella domenica dello sfilamento delle penne nere, il giorno più atteso della Dunata Triveneta. I dati Auditel sono inequivocabili, quasi 1 milione di telespettatori ha seguito nelle reti del gruppo Media Nord-Est la lunga diretta e la curva in rosso segna i picchi raggiunti nella fascia dalle 8.30 alle 14 dalla nostra emittente rispetto a tutte le altre. Un filo indissolubile con voi telespettatori anche grazie ai tantissimi SMS e messaggi comparsi in diretta per testimoniare le vostre emozioni. Pronti a cantare, pronti ad applaudire, pronti a segnare, a battere il passo. Pronti a battere sui tamburi, signore e signori, arriva Belluno, arriva la Cadore! Gli alpini orgogliosamente in marcia, la festa che quest'anno sull'Ortigara è stata anche e soprattutto memoria. Ora le penne nere guardano già agli eventi del 2023, tutti nel segno del nord-est, dalla Dunata nazionale a Udine a quella triveneta a Belluno. Ed è già tempo di prepararsi. Antenna 3, come sempre, ci sarà. La celebrazione per la beatificazione di Papa Albino Luciani si svolgerà a settembre in 3 tempi. Oggi la Santa Sede ha ufficializzato il programma tra Roma e Canale d'Agordo, un segnale di speranza in un momento difficile, dice il vescovo Marangoni. Dico che questo evento della beatificazione di Giovanni Paolo I viene in un tempo un po' che ci ha scosso, ci ha messi alla prova e vedo che questa davvero è una beatitudine che riceviamo, un dono davvero che ci incoraggia e ci dà fiducia. Un segnale di speranza in un momento travagliato, così il vescovo di Belluno Feltre guarda le celebrazioni per la beatificazione di Papa Albino Luciani nelle ore in cui la Santa Sede ha comunicato il programma definitivo. Si parte sabato sera 3 settembre con una veglia di preghiera nella Basilica Romana di San Giovanni in Laterano, il giorno dopo l'evento clou in Piazza San Pietro con il rito presieduto da Papa Francesco. La petizione per la beatificazione sarà letta davanti al Pontefice e ai fedeli proprio da Monsignor Marangoni. Mi emoziona il trovarmi qui nella sua diocesi dove è nato, dove ha operato, è stato ordinato prete, poi qui chiamato ad essere vescovo della diocesi di Vittorio Veneto. Quindi sento che c'è qualcosa che ci accomuna, che attrae, che devo ancora ben elaborare dentro di me. A una settimana dalla beatificazione, la messa di ringraziamento da Roma al cuore dell'Agordino. Domenica 11 facciamo una celebrazione solenne di ringraziamento, celebrandola insieme la prima volta la messa al Beato a Canale d'Agordo in piazza assieme alla diocesi di Vittorio Veneto e al Patriarcato di Venezia. Sarà presieduta dal Patriarca Francesco. Un evento di fede e di territorio, sottolinea Marangoni, per un personaggio che resta unico quanto amato in tutto il mondo. Penso che questo coinvolgimento sia segno proprio molto bello, anzi una manifestazione di quello che la Chiesa ha voluto, cioè riconoscere la sua santità di vita. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.
Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Bel tempo e caldo nella norma grazie all'anticiclone delle Azzorre. Da metà settimana torna nuovamente l'alta pressione africana con valori termici via via più alti e afa in intensificazione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto martedì 12 luglio sarà asciutto e soleggiato in mattinata. Tanto sole anche nel corso delle ore pomeridiane, con possibilità di qualche debole fenomeno in montagna e localmente nelle pianure limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 14 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in genere sereno, poco nuvoloso sui monti. Sulle prealpi non è esclusa qualche locale e breve pioggia pomeridiana. Temperature minime sui 17-22 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà molto soleggiato, solo con qualche velatura. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.